Un'interessante iniziativa organizzata dal Consorzio Turistico Valle dei Templi. Oggi qui a Casa San Filippo si parlerà di turismo, una carta importante per lo sviluppo del nostro territorio, per lo sviluppo delle imprese turistiche agrigentine e non solo. Ecco, quale sarà il vostro apporto e qual è il fine anche di questo incontro che vede la presenza di tanti tour operator agrigentini? Ma noi come Consorzio Turistico Valle dei Templi ci stiamo impegnando a 360 gradi nello sviluppo del territorio, facciamo marketing territoriale, stiamo tentando di far crescere gli operatori agrigentini, lo stiamo facendo autonomamente senza chiedere niente a nessuno. Oggi c'è un importante incontro, o meglio ci saranno 3 giorni dove il Consorzio sarà protagonista. Oggi in maniera particolare stiamo utilizzando il partenariato con Sicilia Convention Bureau, abbiamo Booking, abbiamo Instagram, abbiamo anche verrà presentata la nuova strada del vino e dei sapori della Valle dei Templi con Carmelo Scandurra, la Farm presenterà i propri progetti, noi domani continueremo alla Confcommercio con la presentazione di 2 tour operator della provincia di Agrigento importantissimi come Partitura e Iblatur che presenteranno Sicily To Do, e poi dopodomani per gli operatori, per tutti quelli che hanno un B&B, per tutti i receptionist che ci sono in Agrigento, presenteremo il terzo varco della Valle dei Templi, che sarà un momento importante per conoscere questo terzo ingresso, quindi l'ingresso del museo, il quartiere ellenistico romano, il teatro, i nuovi scavi del teatro, e poi percorrere il primo cardo per arrivare fino al Tempio della Concordia. Diciamo che ci siamo messi in movimento, non stiamo chiedendo niente a nessuno, però ci facciamo forti della nostra esperienza, della nostra voglia di crescere noi e di far crescere il territorio, perché se cresce il territorio ci sarà spazio anche per i nostri figli. Momento di incontro oggi qui tra offerta e domanda turistica, in un momento in cui la Valle dei Templi ottiene un riconoscimento internazionale, dottore Parelli. Sì, un'altra bella tappa, diciamo, nel percorso di crescita del Parco della Valle dei Templi, ma direi anche dell'intera comunità agrigentina, dell'intero territorio. Abbiamo stamattina avuto l'occasione di presentare quelle che sono le potenzialità che il parco offre agli investitori, sia in termini di accessibilità, sia in termini di servizi, sia in termini di utilizzo delle aree, ovviamente diciamo, attraverso un'azione molto regolamentata per la realizzazione di eventi, di congressi, di conferenze che riguardano sia alcune aree del parco già testate, ma sia anche il palacongressi che ci è stato affidato da qualche anno e che abbiamo riaperto, come sapete. Agrigento ha 2 cose favolose, anzi ne ha 3, uno sono la Valle dei Templi, l'altro è il mare e poi c'è tutto l'entroterra che rappresenta secondo me l'offerta enogastronomica a tutti gli effetti. Uno sui sapori, tantissimi sapori e tantissime cose da riscoprire, ma l'altro è quello del vino. Siete nella patria del vino, quindi siete in una zona meritata da Dio, dai greci, da tutti per quello che è la produzione enologica sul territorio. Ecco, voi effettivamente cos'è che fate? Beh, noi abbiamo iniziato una nuova avventura molto importante sul territorio, che è la strada del vino e dei sapori della Valle dei Templi, un percorso ideologico che parte dal Tempio Giunone e si ricongiunge al Tempio Giunone passando fino a Caltanissetta e scendendo a Campobello Licata fino a Licata, per unire 15 comuni del territorio, tutte le aziende del territorio, offrire un'offerta turistica basata esclusivamente sul vino e sui sapori della Valle dei Templi.